Expo 2015 a Milano, un evento unico, irripetibile, indimenticabile, dove si sono scontrati sapori, profumi e culture provenienti da tutto il mondo. Una sommelier trevigiana è stata scelta da Slow Food come rappresentante triveneto per raccontare l'eccellenza enologica italiana. Michela Taffarel, sommelier professionista, una grande esperienza nell'ambito nazionale e internazionale. È stata scelta come rappresentante triveneto per Slow Food all'Expo Milano 2015. Ci racconti di questa esperienza? È stata un'esperienza incredibile. Slow Food mi ha assegnato le degustazioni di Slow Wine, quindi tutti i vini italiani, le etichette italiane, quelle legate di più alla biodiversità. L'esperienza più bella è stata sicuramente anche passare 6 mesi all'interno di Slow Food, all'interno di Expo, passeggiare sul decumano, sentire i profumi del mondo, vedere i colori del mondo e soprattutto incontrare ogni mattina le differenti culture e le persone di tutto il mondo con cui ho lavorato a fianco per tutti i 6 mesi. E dopo l'esperienza di Milano? Dopo l'esperienza di Milano sono stata scelta per rappresentare la FISER, i miei colleghi sommelier, in una Salone del Gusto Transoceanico in Corea, a Seoul, per una settimana, dove abbiamo portato le eccellenze italiane, i presidi italiani in rappresentanza e in accompagnamento a tutti i presidi presenti della zona, partendo dalla Russia fino all'Oceania. Ho anche lì un'esperienza di profumi, odori e conoscenze nuove che non mi ha lasciato assolutamente indifferente.